Cioè qui c'è un centralismo spietato, no, lo si vede, un insomma, neocentralismo, un neocentralismo che si è accentuato spinto col tempo, spinto e che sta aumentando. Come si può immaginare che lo si possa in qualche modo scalfire, dico in questa fase, poi col tempo le cose cambiano, no? Vado a mutuare quello che è il sottotitolo del mio libro. Questo è uno Stato baro. Cosa vuol dire uno Stato baro? Baro è chi vive di illegalità e di illegittimità. E non bisogna avere paura di chi viola i principi fondamentali della Costituzione, anzi bisogna sfidarlo, come la burocrazia, no? Quando uno si trova in difficoltà con la burocrazia, se tu usi le stesse regole della burocrazia la metti in crisi. E quindi bisogna sfidare lo Stato sul piano di quella legalità che lui quotidianamente calpesta. Quante volte l'ho citato nei miei incontri televisivi, negli incontri pubblici, due esempi. L'articolo 53 della Costituzione, violato costantemente quasi da ogni legge, il principio della capacità contributiva, la tassazione utilizzando il carburante, che è il mezzo, diciamo lo strumento dal quale non si può sfuggire. Se devi muoverti, hai un autoveicolo, devi metterci il carburante non puoi rinunciare quindi di utilizzarlo, e là ci mette la tassazione. Il 2/3 del valore che noi diamo alla pompa sono tasse. Dov'è la capacità contributiva? Non c'è, ma lo dicevano i miei professori all'università 40 anni fa, quindi che bisogna sempre ancorare i principi alla realtà, e sta cosa non me la sono dimenticata, io sono molto, molto attento a questo. Ma un altro esempio è l'articolo 81 della Costituzione, quello sul pareggio di bilancio. Siamo arrivati a 2.202, ho visto ieri, ma sta crescendo costantemente. Cresce. Il debito pubblico vuol dire che questa norma è stata ripetutamente, reiteratamente violata, con approvazione di leggi che non avevano copertura di spesa, non c'è alternativa. Altrimenti qualcuno ha rubato tutti i giorni, ci sono anche quelli ovviamente, ma di più ha fatto il legislatore approvando leggi senza copertura. Quindi vuol dire che questo è uno Stato che vive di illegalità. E se noi usiamo quella legalità che lui ha calpestato e calpesta quotidianamente, lo Stato lo mettiamo in croce. Sembra un paradosso. Utilizziamo quelle carte nobili, dei principi, dei valori che dovrebbero essere osservate rigorosamente dallo Stato e che quotidianamente viola, per portare avanti un progetto grandioso. Poi, se ci penso, io la liquido con una battuta, perché i discorsi giuridici dell'autodeterminazione che mira all'indipendenza sono discorsi anche noiosi. Lei tenga presente, io dico sempre, mi pare che sia importante, che i cambiamenti nella storia, quelli importanti, quindi anche l'autodeterminazione dei popoli, non è mai una corte a deciderli, è la storia che decide, sono gli uomini che in esercizio democratico e pacifico della sovranità popolare possono giungere al cambiamento. Quindi la norma dell'articolo 5, che valore ha? Parla di confini. Non parla di persone, non parla dei soggetti che vivono dentro i confini. Allora io chiedo, viene prima la norma del confine, una norma formale che parla di confini, o vengono prima le persone che entro quei confini vivono, esprimono bisogni, aspettative, desideri e vogliono essere partecipi della loro sorte? Quindi viene prima il diritto formale, il diritto positivo, quello che regola i confini, o il diritto naturale, quello che regola l'essenza, la ragione dello stare insieme? Perché che cos'è la Costituzione? È un patto sociale tra cittadini che condividono un certo territorio, e quindi credo che il buon senso faccia capire a chiunque, anche chi non è giurista, costituzionalista, che la norma evidentemente dell'articolo 5 è una norma che guarda al formalismo e non al contenuto. E poi, se vogliamo anche vedere, ci saranno altre sottigliezze, chiamiamole così, o non banali. Insomma, l'Italia quando è nata non aveva il Veneto, per cui se ce ne andiamo non perde nulla, e noi stiamo meglio di prima.